La Pro-Am, organizzata anche con l'attiva collaborazione di Francesca Scafa e alla quale hanno partecipato ben 32 formazioni, è stata vinta dalla squadra composta dal professionista Andrea Zani e dai dilettanti Hermes Valerio, Luciano Santinato e Lorenzo De Cristofano, con il fantastico score di 123 colpi netti, cioè 19 sotto il par del campo. Al secondo posto, pari merito con 5 colpi in più, i team capitanati da Christopher Haines e da Mattia Malagutti. La classifica finale del lordo, riservata ai professionisti, è stata vinta da Roberto Paolillo, già campione veneto PGA del 2006, a pari merito con Christopher Haines e Angelo Passamonti. Tutte e tre hanno tirato 3 colpi sotto il par del campo di Peschiera. Quarti con 70 colpi, Emanuele Lattanzi, Manolo Blanco e il nostro Franco Formaggio, per gli amici detto Cheese. Settimo Emanuele Bolognesi. Diciamo che vincere questa gara qui è sempre prestigiosa da vincere, poi come campo non è mai facile giocarci bene proprio perché ha dei green difficili e quindi andare sotto par del campo è sempre difficile, quindi diciamo che è andato molto bene. La gara, il mio score individuale è 1 sotto il par oggi, peccato perché ho fallito qualche ghiotta occasione. La squadra ha mollato un po' sulle seconde 9, evidentemente il temporale ha fatto male, che poi oltretutto è stata l'unica pecca della giornata perché il campo come al solito è preparato, è meraviglioso come è tenuto. E vengo sempre volentieri qui, anche i miei dilettanti vengono sempre volentieri perché si divertono molto a giocare qui. Peccato solo il temporale perché è stata veramente una bella manifestazione. Il campo è molto bello, è un campo nuovo, io poi sono abbastanza di casa qua perché dalla prima volta che è stata fatta questa Pro-Am, ormai questo è il terzo anno e diciamo che lo conosco abbastanza bene, è sempre in ottime condizioni. Oggi c'è stata questa sospensione per il tempo brutto, ma alla fine dei giochi poi si è deciso insieme al comitato, è stata una giusta scelta proseguire, il campo ha drenato benissimo e devo dire che è sempre in ottime condizioni, un piacere giocarci.